La campanella è suonata questa mattina anche per gli studenti del Tiguglio, 5.000 tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell'area di Chiavari che hanno preso posto tra i banchi, chi ritrovando aule e laboratori lasciati a giugno, chi invece ne ha scoperti di nuovi per una nuova tappa nel cammino di crescita scolastica e personale. Ad accogliere i ragazzi gli insegnanti, maestri e professori a cui le famiglie affidano i propri figli per aiutarli ad approfondire le diverse materie, ma non solo. I ragazzi hanno bisogno prima di tutto di conoscenza, di scoprire e di scoprire il mondo che li circonda. Hanno bisogno di avere persone che sono entusiaste del lavoro che fanno e a cui brillano gli occhi quando parlano delle proprie discipline. Sono ragazzi che hanno bisogno di una scuola che permetta loro di scoprire quali sono le loro passioni e anche che sappiano poi operare delle scelte per il loro futuro che siano le migliori. Un anno scolastico che, come di consueto per i dirigenti, inizia con la problematica delle cattedre da coprire. Le graduatorie del provveditorato ancora non ci sono. Procedere con le assegnazioni alla luce delle novità inserite nel nuovo contratto della scuola non è cosa semplice. A complicare ulteriormente le cose, le assegnazioni provvisorie che lasciano scoperti posti che fino a qualche giorno fa erano coperti. Riordino delle graduatorie di appannaggio dell'ufficio scolastico regionale, non abbiamo contezza di quella che sarà la data di disponibilità di queste graduatorie, tutti noi speriamo al più presto, ed è un nodo cruciale quest'anno, perché a seguito del nuovo contratto di lavoro che è stato siglato il 19 di aprile, di fatto sono cambiate le modalità della formulazione dei contratti di lavoro anche per i docenti con incarico a tempo determinato, e questo crea naturalmente ulteriore caos dal punto di vista interpretativo.